valutazione sul futuro politico, la lista, siamo a qualche giorno dalla presentazione, ecco, il vostro movimento come sarà presente? Avete fatto un'alleanza anche con Genovese e Messina? Abbiamo fatto un'alleanza col gruppo di Ora Sicilia che è guidato da Genovese, abbiamo fatto anche un'alleanza con Cantiere Popolare guidato da Saverio Romano e siamo un raggruppamento politico guidato dal nostro gruppo, dagli autonomisti, e il simbolo sarà proprio Popolare Autonomisti, che ha la funzione rispetto alle 3 sigle dei partiti nazionali di rappresentare al meglio gli interessi e i valori della Sicilia. Siamo convinti che avremo un risultato a 2 cifre e su questo punteremo affinché avremo una presenza del prossimo governo regionale autorevole che possa fare in modo di rappresentare al meglio le esigenze della Sicilia quando ci sederemo al tavolo nazionale per il giusto confronto. Avete detto sì al Presidente Schifani per la candidatura, siete stati tra coloro che subito hanno accettato? Assolutamente sì, è un uomo delle istituzioni, un uomo che conosce anche i meccanismi di Roma. Noi abbiamo bisogno di un confronto sereno e leale con Roma perché la situazione finanziaria, che è la cosa che più ci sta a cuore, va rivista in un confronto serrato con Roma, ma che sia anche frutto di un principio che è quello del federalismo fiscale, che deve vedere la Sicilia riappropriarsi di tante competenze, ma nel contempo anche di stabilire quella spesa storica e fare in modo che il governo nazionale assegni alla Sicilia le giuste risorse. Io sono convinto che l'autonomia finanziaria possa essere un valore aggiunto per la Sicilia se a governare questa terra ci saranno persone che metteranno in campo tutte le proprie capacità e le competenze, sapendo che non avremo più necessità di rivendicare Roma, saremo noi stessi a dimostrare la capacità produttiva della spesa con la quale affronteremo le emergenze siciliane.